Raffica di rapine e furti ad Agrigento, i carabinieri chiudono il cerchio investigativo, una testa di ovino e una croce con il nome di battesimo di un giornalista, macabra intimidazione, maxi controllo del territorio a Cammarata. Incontro tecnico ad Agrigento con i comuni delle zone economiche speciali Aragona, Favara e Porto Empedocle. Ricordato 35enne di Raffadali, morto prematuramente, era un agente della polizia penitenziaria. Istituito da Dio Pizzo, premio di 500 euro al miglior spot contro la mafia. Boom di visitatori al Castello Ursino a Catania per la mostra Verga quotidianità di un romanziere. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, chiuso il cerchio investigativo su un gruppetto di giovani, tutti di Villa Seta, che in meno di un anno si sono resi protagonisti di una raffica di rapine e furti ad Agrigento. Arrestato ventenne, individuati i complici. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della stazione di Villa Seta, a conclusione dell'attività di indagine, hanno tratto in arresto DMC, queste le iniziali, di anni 20, residenti ad Agrigento con precedenti di polizia in esecuzione un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Agrigento presso il tribunale, sottoponendolo a regime di arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico. I militari hanno così proceduto alla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari a carico di altri due giovani che sarebbero stati complici dell'arresto in più di un'occasione. Uno dei destinatari si trova attualmente in regime di detenzione presso l'Istituto Penale Malaspina di Palermo a seguito di arresto in flagranza operato la scorsa settimana dagli stessi carabinieri di Villa Seta. Allora, con l'ultima operazione abbiamo circostanziato e posto fine a una serie di azioni che sono state poste da inizio anno al centro di Agrigento e nelle zone limitrofe, consistenti in rapine a danni di minori e ragazze, furti in esercizi commerciali e indebito utilizzo di carte di pagamento. Ieri sera abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un soggetto che principalmente si è reso responsabile della stragrande maggioranza di questi reati che vi ho elencato. In flagranza di reato da gennaio ad oggi lo abbiamo anche arrestato più volte insieme ad altri due minorenni, come è accaduto a novembre di questo mese dopo l'ennesima rapina. L'obiettivo principalmente era quello di interrompere questa recrudescenza di reati predatori che stavano avvenendo nel centro di Agrigento e che stavano destando una certa preoccupazione in tutta la cittadinanza, spesso anche genitori che lasciavano i figli giustamente girare per il centro con il timore che potesse accadere loro qualcosa. È stata un'azione certosina, comunque puntigliosa da parte della stazione di Villa Seta, che ha consentito comunque, con una piena sinergia con la Procura di Agrigento, di richiedere un'ordinanza di custodia cautelare. Con questo noi proseguiremo comunque a tenere alta l'attenzione in centro, perché non si può abbassare la guardia per dei reati che si portano a conclusione e si risolvono. Ce ne saranno sempre altri che dobbiamo contrastare o comunque fare una buona azione preventiva. Ciò che chiedo comunque è sempre avere un'ottima sinergia con la cittadinanza, con la popolazione che non appena riceve o subisce un qualsivoglia tipo di reato, non deve essere necessariamente una rapina grave con minacce, ma anche un furto di poco conto, è sempre necessario venire a fare la denuncia, perché noi collezioniamo una serie di informazioni, collezioniamo una serie di nozioni che ci permettono poi di contrastare pienamente nella maniera più efficace qualsiasi tipo di reato o autore di reato. Quindi la collaborazione non è mai venuta a mancare, è sempre stata forte e attiva anche su Villa Seta e noi auspichiamo di poter continuare a lavorare così in perfetta sintonia tanto con la Procura e quanto con... Stamani la conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è intervenuto anche con una sua dichiarazione il comandante della compagnia Vittorio Stingo. Il risultato di oggi è il frutto della perfetta sintonia che si è venuta a creare tra cittadini, carabinieri e magistratura.
Assicurare alla giustizia gli autori di oltre 20 episodi di efferati crimini predatori, tra cui alcuni minorenni, dimostra l'attenzione che poniamo sulla sicurezza della nostra amata città e la perfetta sintonia con i nostri cittadini. Un cartone con all'interno una testa di ovino e una croce con il nome di battesimo è stato posizionato sul cofano dell'automobile di un giornalista agrigentino. A fare la scoperta è stata la stessa vittima dell'atto intimidatorio. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti l'abitazione del giornalista. Quest'ultimo ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando l'accaduto. Non ci sono dubbi sulla natura intimidatoria del gesto. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e le indagini sono state avviate nel più fitto riservo. Barbiere senza licenza, circoli privati usati come bar e sosta selvaggia, il bilancio del maxi controllo del territorio a Cammarata. Vediamo. Conferenza stampa stamani presso la compagnia provinciale dei carabinieri di Agrigento, della compagnia dei carabinieri di Cammarata, che per illustrare in quanto hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, predatori contro la persona e il patrimonio, controllo del rispetto delle norme del codice della strada, numerosi controlli presso gli esercizi pubblici per la verifica del rispetto delle norme sulla tutela del lavoro, sulla salute e dell'ambiente. In sintesi sono stati controllati 287 persone, 185 veicoli, 12 esercizi pubblici e 9 circoli privati. Nelle ultime 2 settimane i reparti dipendenti del Comando Compagnia Cammarata hanno messo in atto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al controllo della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione dei reati in genere e anche al controllo di esercizi pubblici e circoli privati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di salute, lavoro e tutela dell'ambiente. Abbiamo riscontrato numerose infrazioni al codice della strada, principalmente per uso del cellulare alla guida, guida senza casco e anche sosta su marciapiede. In un'occasione c'è da riscontrare una sosta abbastanza numerosa di ciclomotori nei pressi del monumento ai caduti del comune di San Giovanni Gemini. Inoltre sono stati sanzionati tra i comuni di San Giovanni Gemini e Casteltermini 4 circoli privati per violazione della normativa di settore. Di fatto si trattava di circoli privati che si comportavano esattamente come bar locali pubblici, quindi con tavolini all'esterno, insegne, accesso diretto alla pubblica via e somministrazione di bevande e alimenti a persone che non erano soci iscritti al circolo in questione. In più a San Biagio Platani è stata chiusa e sequestrata un locale barberia completamente abusivo, senza alcuna licenza, senza comunicazione di inizio attività all'autorità competente. Di fatto si trattava di un locale chiuso senza insegne al quale i clienti, tra virgolette, chiamiamoli così, accedevano su appuntamento, suonavano il campanello, la proprietaria apriva e usufruiva di tutti i servizi tipici di un locale barberia. Anche in conferenza lei ha sottolineato, non si tratta di grandi operazioni che però fanno dei danni questi a chi invece lavora regolarmente. Fanno dei danni intesi come una percezione di minore presenza e minor rispetto della legge, soprattutto in paesi così piccoli dell'entroterra siciliano, dove si verificano questi episodi di illegalità sicuramente da tanto tempo. In questi luoghi sappiamo bene c'è un po' di ritrosia a denunciare appunto questi episodi di illegalità e quindi una volta che vengono scoperti, contrastati e sanzionati dall'Arma dei Carabinieri c'è un impatto sociale che è veramente importante e questo sicuramente è una cosa positiva che poi può sicuramente alimentare una maggiore fiducia nell'istituzione e quindi da parte del cittadino anche una maggiore apertura nel confidarsi con noi e nel vedere in noi un punto di riferimento importante. Zessin Tour fa tappa ad Agrigento per un incontro tecnico-operativo con i comuni di Aragona, Favara e Porto Empedocle, zone economiche speciali. Arturo Cantella.
Incontro stamani ad Agrigento presso il Teatro Pirandello per discutere delle ZES, le zone economiche speciali, che costituiscono un'opportunità concreta di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia. Le agevolazioni fiscali previste, ancor più quelle amministrative, possono sicuramente contribuire ad attrarre imprese che non si sarebbero comunque insediate nel sud Italia, con evidenti ricadute positive sul tessuto imprenditoriale locale. Presenti diversi componenti degli ordini professionali, il primo cittadino è il responsabile delle ZES per la Sicilia occidentale. Anche Agrigento rientra in queste zone e non ha una grande rappresentanza, però è fondamentale che anche la zona nostra, le zone industriali, le zone economiche in genere vengano valorizzate. Sono lusingato ad avere qui la presenza del commissario del governo. Penso che questo sia un altro tassello per lo sviluppo economico della nostra provincia. Ecco, un incontro oggi ad Agrigento per specificare determinati obiettivi. Ecco, quali sono gli obiettivi? Agrigento rientra nella ZES? Sì, Agrigento ha una zona industriale che rientra, una parte di zona industriale che rientra nella zona economica speciale e insieme al resto della provincia, ai comuni della provincia, a mio avviso ha una grandissima potenzialità di sviluppo. La struttura commissariale ha già incontrato diversi imprenditori che hanno mostrato interesse per la zona, dove sono oltretutto ubicati due porti, quello di Ricata e quello di Porto Empedocle, e in un'ottica di sistema, da questo punto di vista, ritengo sia una provincia che può avere potenzialità di sviluppo grazie alle zone economiche speciali. Ecco, ricordiamo i benefici brevemente della ZES, ci sono determinati contributi, agevolazioni fiscali, ecco perché le aziende dovrebbero aderire. Le agevolazioni sono fondamentalmente di due tipi, una di tipo fiscale, che è un credito d'imposta fino a 100 milioni di euro che dà anche la possibilità di acquistare terreni o ristrutturare capannoni, e poi invece le agevolazioni amministrative con tempi ridotti. Noi abbiamo dato la prima autorizzazione, il tempo previsto era 60 giorni, l'abbiamo data in 28 giorni, quindi una spinta a sburocratizzare nelle zone economiche speciali, sperando che diventi un esempio anche per le zone non speciali e quelle ordinarie. Antonio Scavone, ex assessore alla famiglia, traccia un bilancio della sua attività. Vediamo. Le faccio una domanda come ex assessore, un consuntivo anche sulla sua attività. Lei ha avuto un assessorato molto importante e ha fatto anche tante cose in un periodo appunto difficilissimo. Ma guardi, io ho gestito gli assessorati della disperazione di questa terra, la famiglia, il welfare, il lavoro. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro sul piano dell'immigrazione. Siamo la regione che ha insegnato all'Europa che una corretta gestione della immigrazione si può fare. Noi avevamo gli immigrati dispersi sul territorio, abbiamo fatto una grande lotta contro il caporalato e adesso l'Europa ci cita come esempio di buona gestione della immigrazione. E poi le famiglie, abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie più fragili, con sostegni a partire dalla natalità. Voglio ricordare il bonus bambini, voglio ricordare il bonus patrimonio, voglio ricordare gli asili nido che ci vedevano ultima regione. Abbiamo quasi raddoppiato la presenza degli asili nido in Sicilia, oggi il PNRR torna ad investire in questo senso, e poi l'attenzione ai bambini più fragili, i parchi giochi inclusivi. Ho avuto l'onore di finanziare 185 parchi inclusivi, uno per comune, e tutti i comuni che lo hanno chiesto. C'è adesso un bravissimo assessore, una persona molto sensibile, un medico con cui abbiamo parlato fino a ieri, ci vedremo nei prossimi giorni per trasferire anche il mio punto di vista, per affidare quella che è stata la mia valutazione delle priorità. Poi a lei sarà quella ovviamente di svolgere il resto del lavoro, ma anche una parola dobbiamo dire sul lavoro. Abbiamo tolto i precari in Sicilia, abbiamo fatto la legge per gli ASU, abbiamo stabilizzato i precari nei comuni, abbiamo risolto un precariato storico di Palermo che erano i PIP, e poi due grandi iniziative, Garanzia Giovani 2 che ha messo in campo oltre 200 milioni di euro per 100.000 giovani, e GOL, Garanzia Occupazione Lavoratori, che ci ha consentito come prima regione di presentare il piano Roma. Proprio in questi giorni partono tutte le misure con le agenzie del lavoro. Un grande lavoro? Non lo so, un lavoro molto impegnativo fatto
con grande rispetto nei confronti delle difficoltà della nostra terra e dei cittadini. Tra i tanti ricordo il progetto Supreme, particolarmente attivo in tantissimi centri della provincia, della regione. Certo, Supreme, più Supreme, abbiamo concluso gestendolo a livello nazionale. Io ho avuto l'onore di essere il coordinatore degli assessori alla immigrazione, abbiamo presentato i risultati finali all'Europa, lo abbiamo fatto a Bari il giorno dopo che era finita la mia esperienza. Con tutto ciò hanno voluto che aprissi questo convegno a livello nazionale. Il direttore generale di Bruxelles proprio in quell'occasione ha detto che grazie al lavoro fatto dal coordinamento della Sicilia Supreme continuerà, verrà rifinanziato, arrivano nuove risorse dall'Europa e quindi, come dire, il rispetto. Oggi c'erano sui quotidiani di oggi anche i ritorni economici di attività nei confronti anche degli immigrati che vengono regolarmente utilizzati per i risultati sul PIL e sul benessere sociale. Piccoli passi avanti in una regione che onestamente non ha ragione di essere considerata indietro rispetto alle altre. Ed adesso ci spostiamo a Raffadali per parlare degli ultimi disagi provocati dal maltempo. Vediamo. Quando siete intervenuti subito, è una calamità naturale. Sì, si tratta che si è verificato una tromba d'aria fortissima e qua si sono verificati 3 casi. La prima è quest'albero qua che si è radicato dalla parte cadendo su una macchina e meno male non sono successi a danno alle persone o a cose, semplicemente si tratta del danno a un'autovettura. L'altro albero si è spezzato, è andato a chiudere tutta la strada, la carreggiata in contrada Butermine, chiudendo totalmente il traffico e già siamo intervenuti. E l'altra ancora, e meno male che si è trattato di una scossalina che è fatta dentro dell'istituto scolastico Rodari, ma non si sono verificati altri danni, almeno fino a questo momento. Poi siamo qua in giro, le pattuglie sono in giro che stanno perlustrando e fare un controllo di tutto il territorio. Naturalmente sono stati chiamati anche i vigili del fuoco? Sì, sono stati chiamati i vigili del fuoco, ma noi oltre ai vigili del fuoco ci stiamo adoperando con mezzi di alcune ditte private per fronteggiare l'emergenza immediatamente e non creare danno ai cittadini. Danni naturalmente a persone? Danni a persone non ce ne sono stati. Si tratta semplicemente la zona che è stata maggiormente colpita, si tratta della contrada Canalicchio e Butermine, che è volato qualche tetto, perlomeno di tetti di coipentati, tetti leggeri diciamo. Non si sono verificati altri danni. Signora, la macchina è sua? L'importante è che non si è fatta niente lei. Meno male, perché non avrei... Ma se ne è accorta quando l'albero è caduto oppure... No, io ero al lavoro, praticamente mi hanno chiamata, dico ma lascio la mia macchina. Mi sono accorta che era proprio la mia e ho avuto questa fortuna stamattina. Grazie. Come andate? Si tratta di questo, io appena ho visto ho fatto i rilievi e ho riscontrato che la macchina era della signora, l'ho mandata a chiamare io personalmente per vedere quello interfacce diciamo. A dire alzo, È ufficiale il maxi processo di Caltanissetta a carico dell'ex potente presidente degli industriali siciliani Antonello Montante. Sarà trasferito al Tribunale di Catania, uno scossone vero e proprio causato dalla nomina del procuratore aggiunto di Caltanissetta Niccolò Marino, parte civile del processo. I dettagli nel servizio. La notizia adesso è ufficiale. Il maxi processo di Caltanissetta a carico dell'ex re degli industriali siciliani Antonello Montante sarà trasferito dal Tribunale di Caltanissetta a quello di Catania. Lo apprendiamo dall'ADN Cronos. Uno scossone vero e proprio causato dalla nomina del procuratore aggiunto di Caltanissetta, Niccolò Marino, parte civile del processo. La scelta è stata ufficializzata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, il quale ha designato con un provvedimento formale la procuratrice aggiunta di Catania Agata Santonocito e i PM Valentina Margio e Luca Volino per la trattazione del processo e per l'esame preparatorio del copioso fascicolo processuale
Il nuovo procuratore aggiunto della direzione distrettuale di Caltanissetta, Niccolò Marino, ha ottenuto nei giorni scorsi 13 preferenze sul collega Pasquale Pacifico, attuale sostituto procuratore della DDA Nissena, che si è fermato a 9 consensi. La nomina è arrivata dopo una lunga e ampia discussione nel corso della quale è stato deciso il nome dell'altro vicario nella procura distrettuale Nissena guidata da Salvatore De Luca e dall'aggiunto Roberto Condorelli. Bocche cucite così nella procura di Caltanissetta, ma qualcuno teme che il processo con il trasferimento possa finire in un nulla di fatto a causa della prescrizione che ormai incombe. Silenzio anche dal legale dell'imputato principale Antonello Montante, l'avvocato Giuseppe Panepinto. Nel processo sono imputati, lo ricordiamo, oltre all'ex paladino dell'antimafia condannato in appello in un altro troncone del processo a 8 anni di carcere per corruzione, anche rappresentanti impensabili delle forze dell'ordine, imprenditori, politici, tra cui l'ex presidente della regione Rosario Crocetta e l'attuale governatore Renato Schifani. Il procuratore Zuccaro nel provvedimento di designazione delle nomine visionato dall'ADN Cronos parla di esigenze di funzionalità dell'attività di questa procura, per cui appare necessario attingere a diversi gruppi di lavoro della procura ordinaria per l'individuazione dei magistrati in questione, che appare opportuno nominare in numero di 3 a seguito della nomina del dottor Niccolò Marino a procuratore aggiunto di Caltanissetta. Il processo in corso innanzi al tribunale di Caltanissetta stesso, scaturito dalla cosiddetta indagine Montante, dovrà essere trasferito adesso all'autorità giudiziaria di Catania, ex articolo 11 del codice di procedura penale. Essendo il collega Marino parte offesa nel processo, scrive ancora il procuratore di Catania Zuccaro nel provvedimento di designazione, il procuratore parla quindi della notevole mole degli atti del procedimento e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare. Impone la designazione di un numero congruo di magistrati di adeguata esperienza professionale e che si ritrovino dunque nelle condizioni di cominciare ad esaminare gli atti processuali senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento della loro attività all'interno dei gruppi di lavoro ai quali sono assegnati. In una delle scorse udienze il PM della procura di Caltanissetta, Maurizio Buonaccorso, aveva lanciato un allarme ben preciso: c'è un concreto rischio di prescrizione sulla maggior parte dei reati. Ecco perché la procura aveva chiesto al tribunale di sfoltire la lista dei test e di programmare i testi per evitare che possano essere presentate giustificazioni per le udienze successive. Nell'udienza precedente il presidente del tribunale, Francesco D'Arrigo, aveva deciso di unificare poi i 2 tronconi del processo Montante. Una decisione, quella di D'Arrigo, arrivata nonostante il parere contrario di accusa e difesa nel processone di Caltanissetta, così che si celebra presso l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Sono imputati anche gli ex assessori Linda Mancheri e Mariella Lobello, l'ex commissario IRSAP Maria Grazia Brandara, gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Amaru e Carmelo Turco, Vincenzo Savastano, vicequestore aggiunto all'epoca dei fatti della polizia presso l'ufficio di frontiera di Fiumicino, Gaetano Scilla, capocentro DIA di Caltanissetta dal 2010 al 2014, Arturo De Felice, direttore della DIA dal 2012 al 2014, Giuseppe D'Agata, colonnello dei carabinieri, e Diego Di Simone Perricone, ex capo della security di Confindustria. La prossima udienza si terrà il 19 dicembre e in quella data il presidente del tribunale D'Arrigo dovrà annunciare la sua decisione sul trasferimento del processo a Catania. Messaggi in codice nascosti dietro formule matematiche. Questo, secondo il magistrato di sorveglianza di L'Aquila, è il contenuto di una lettera inviata a Filippo Graviano, il boss stragista di Brancaccio, dalla madre. Una missiva pericolosa dunque, che era stata per questo trattenuta dal carcere. C'è il servizio. Messaggi in codice nascosti dietro formule matematiche, e questo, secondo il magistrato di sorveglianza di L'Aquila, il contenuto di una lettera inviata a Filippo Graviano, boss stragista di Brancaccio, dalla madre. Una missiva pericolosa che era stata per questo trattenuta dal carcere. Un provvedimento legittimo, come ha sancito adesso anche la 7ª sezione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso del mafioso e lo ha pure condannato a versare i 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Lo apprendiamo da Palermo Today. Graviano, prima ancora di arrivare alla Suprema Corte, aveva impugnato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. I giudici però avevano disposto in quel caso che l'unica parte della lettera che poteva essere recapitata al detenuto sarebbe stata proprio quella con gli esercizi di matematica, ritenendo che eventuali messaggi criptici si nascondessero nel resto della comunicazione. Una contraddizione, come ha rilevato la difesa dello stesso Graviano. Per il collegio presieduto da Giacomo Rocchi, invece, le censure sono manifestamente infondate e generiche, perché nulla vieta, come si legge nell'ordinanza, al tribunale di sorveglianza di confermare il trattenimento della corrispondenza per ragioni diverse da quelle indicate dal magistrato di sorveglianza, precisamente per i riferimenti a date e persone che potrebbero veicolare messaggi in codice comprensibili al solo destinatario. Da qui la condanna, l'ennesima condanna del boss. Il 25 novembre prossimo sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vediamo. Ricorrerà venerdì 25 novembre prossimo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non sarà un giorno qualunque, non sarà un venerdì di festa, di uscite o di aperitivi. I numeri parlano chiaro. Troppe le donne abusate, picchiate, maltrattate, troppe le donne uccise. La ricorrenza del 25 novembre è stata sancita dalle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 come una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che ad oggi non viene denunciata a causa dell'impunità, del silenzio, della stigmatizzazione, della vergogna che la caratterizzano. Questa dichiarazione fa il seguito a quella presente nell'articolo 1 del 1993 che parla di violenza in termini di qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, le coercizioni o privazioni arbitrarie della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata. La data del 25 novembre non è casuale, ricorda le sorelle Mirabel. Erano 3 sorelle attiviste nella Repubblica Dominicana massacrate per ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Stiamo parlando di un crimine inaccettabile che ancora oggi suscita terrore e indignazione in tutte le parti del mondo. Era il 25 novembre 1960. Patria Minerva e Maria Teresa erano dirette verso la prigione per far visita ai loro mariti detenuti dal regime perché oppositori politici. Sulla strada verso la prigione però vengono rapite e portate in un luogo appartato. Qui inizia una escalation di violenze spaventose, vengono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone, strangolate e poi lanciate in un precipizio a bordo della loro auto. L'obiettivo del regime era simulare un incidente. Il dittatore pensava di essersi liberato del problema, invece aveva firmato egli stesso la sua condanna a morte. Quei tragici omicidi, nonostante la censura, non passarono infatti inosservati e divennero il motivo scatenante di una rivolta che culminò con la morte del dittatore nel 1961. Dal 2009 uno dei simboli della giornata internazionale sono le scarpette rosse. Questo nasce dall'intuizione di un'artista messicana, Elina Chauvet, che decise di creare una installazione di forte impatto, scarpe da donna di colore rosso, dipinte di rosso, sistemate per le strade per dire stop alla violenza di genere. Un messaggio forte, autentico, indimenticabile ed incisivo. Le scarpe rosse in Italia hanno avuto un successo incredibile, sono sfociate nel progetto Panchina Rossa. I comuni interessati in occasione del 25 novembre possono infatti inserire una panchina rossa con una targa, un numero antiviolenza ed eventualmente un elenco delle donne uccise in quel territorio. Nel 2021 in Italia sono state uccise 2 donne a settimana per un totale di 93 donne. Sono 63 le donne morte per colpa del partner. I numeri sono in diminuzione, l'anno prima erano 99, ma sono ancora inaccettabili. Per far emergere questo substrato di violenze e vessazioni, nel 2019 lo Stato italiano ha introdotto 21 articoli nella legge 69, nota come Codice Rosso.
e 4 nuovi reati che tutelano le donne: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, il cosiddetto revenge porn, il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso come le deturpazioni con l'acido, il reato di costrizione o induzione al matrimonio, infine violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma passiamo ai numeri. Gennaio 2022 3 vittime in Italia, febbraio 2022 2 vittime in Italia, marzo 2022 9 vittime, aprile 3 vittime, maggio 4 vittime in Italia, giugno 11 vittime in Italia, luglio 5 vittime, agosto 2, settembre 2 vittime, ottobre 4 vittime, novembre 5 vittime in Italia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ad un anno dalla scomparsa dell'avvocato Olga Cancelleri, il comitato di Opizzio Messina ha voluto istituire un premio, 500 euro al miglior spot contro la mafia. Vediamo. Un premio che abbiamo pensato di istituire non solo per ricordare Olga in quanto nostra amica, in quanto nostra socia di Addio Pizzo, ma in quanto persona che rappresenta la parte più bella di Messina. Una persona che ha nella sua vita deciso di donarsi totalmente all'impegno sociale, civile e politico, per cui attraverso la sua professione, attraverso l'impegno da volontaria è stata un esempio luminoso per questa città, per cui per noi era necessario ricordarla attraverso qualcosa che fosse anche come dire, concreto e che guardasse al futuro, non al passato. Per questo abbiamo pensato di istituire un premio in favore delle scuole che realizzano dei lavori. Abbiamo pensato a dei video che possono essere realizzati o dei cortometraggi per promuovere la cultura della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva. La Banca di Credito Peloritano ha deciso di intervenire aderendo all'iniziativa di Addio Pizzo, non tanto per farsi propaganda, per menare vanto, e io non sono qui né per l'una né nell'altra cosa, ma per esprimere un forte impegno, perché il nostro intervento è un simbolo, è il simbolo di un operatore economico, qual è un'azienda di credito, che è l'unica espressione del territorio qui nella nostra città e nella nostra provincia e che avverte forte la consapevolezza che essere economicamente e socialmente al servizio del territorio significa tante cose, presuppone molte condizioni, ma prima tra tutte quella di essere un forte baluardo di legalità. Ed ecco quindi qual è il senso dell'intervento della Banca Popolare di Credito, della Banca di Credito Peloritano, quella di militare senza tentennamenti sullo stesso fronte in cui si è sempre spesa lungo la sua vita Olga Cancelleri. Secondo Memorial Nino Virone, l'agente di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, morto a 35 anni per una malattia, era di Raffadali. Vediamo. Si è svolto a Raffadali presso lo Sport Center il secondo memorial in ricordo di Nino Virone, un giovane poliziotto penitenziario venuto a mancare a causa di una grave patologia. Il giovane raffadalese, molto apprezzato nella comunità della città del Pistacchio per il suo carattere gioioso e cordiale, è stato ricordato durante un quadrangolare di calcio a 5 che ha visto l'ampia partecipazione dei colleghi di Nino, il reparto di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari Petrusa di Agrigento, Piazza Lanza di Catania e Pagliarelli di Palermo. Proprio quest'ultimi si sono classificati al primo posto, presente anche la squadra degli amici di Nino, che si sono piazzati al terzo posto. Nino Virone amava il calcio, lo sport in generale. I familiari presenti alla manifestazione hanno ringraziato i presenti per l'affetto e la vicinanza dimostrata, oltre alle autorità religiose,
con l'arciprete in testa, Don Stefano Casà, presenti anche i comandanti del Petrusa di Agrigento, Giovanni Antoci, del Pagliarelli di Palermo, Giuseppe Rizzo. Al termine del quadrangolare si è proceduto anche alla premiazione con le coppe e le targhe di riconoscimento a tutti i partecipanti. Non basta dire Nino, già il ricordo è quello, Nino era tutto, era una persona gentile, altruista, sensibile, non so altro che dire. Sì, io ci ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare con lui, ho lavorato con suo fratello e devo dire che il ragazzo era un angelo per me, ecco io. L'ho conosciuto poco perché purtroppo è successo quello che è successo, però quel poco che l'ho conosciuto diciamo che era come se l'avessi conosciuto da una vita. Sono contento che viene ricordato ogni anno con questo memorial, perché proprio fare memoria di una figura del genere è importante, sia per la famiglia, perché giustamente rimane nei ricordi vivi e soprattutto nei ricordi positivi, belli della sua vita, e sia anche in tutto questo contesto di giovani che gli sono stati vicini con l'amicizia, perché rafforzano di più questo senso di amicizia che la morte lo spezza appunto nessuna amicizia, anzi la rafforza. Sì, è triste e gioioso nello stesso tempo, perché triste perché è venuta a mancare una persona diciamo molto bella, una bella persona, un bel modo di fare eccetera. Gioiosa perché comunque lo ricordiamo vivo, perché lui amava il calcio, almeno da quello che ricordo, da quei pochi momenti che abbiamo parlato insieme, il calcio per lui era la vita. E quindi il ricordo in questo memorial comunque attraverso una partita di calcio, per ricordarlo diventa un ricordo vivo e quindi è gioioso perché lo ricordiamo vivo. Noi cristiani crediamo che lui è vivo con la sua anima da lassù, che ci guarda, che gioisce, che prega eccetera. A maggior ragione questi momenti ci servono proprio per credere ancora di più in questo. Di Nino ho un bellissimo ricordo sia come collega sia come amico. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, anche nell'ambito calcistico pure. Nino era un ragazzo solare, era un ragazzo allegro, soprattutto era... dire che la morte lo ha strappato molto prematuramente perché era un ragazzo che amava la vita. Ancora meritava tanto di vivere, però la volontà di Dio non possiamo andare contro a questa cosa, però posso sempre ricordarlo in una maniera allegra, educato, è un ragazzo soprattutto veramente alla mano, di compagnia, di tutto, di tutto. Di Nino ora queste manifestazioni, queste cose portano a ricordarlo ancora di più e nello stesso tempo anche a tenerci uniti a noi, in maniera che queste manifestazioni sono sempre un punto di ritrovo fra noi colleghi, è un modo anche come ricordare un grandissimo collega e amico nello stesso tempo. Anche i colleghi di Palermo Pagliarelli, nonché quelli di Piazza Lanza, hanno aderito con un grande entusiasmo proprio per la vicinanza di Nino, perché era conosciuto un po' anche da altri, sia perché a Catania aveva prestato servizio, ma anche i colleghi di Pagliarelli hanno sposato questa causa e hanno preferito essere presenti. Ricordo bellissimo di mio figlio, era un ragazzo splendore, ci faceva amare da tutti. Boom di visitatori al Castello Ursino a Catania per la mostra documentaria Verga, quotidianità di un romanziere. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta a Catania un'interessante mostra documentari su Giovanni Verga al Castello Ursino. Sentiamo le interviste e le testimonianze ai vari partecipanti. Perché oggi, oltre alla fruizione, che è quella naturalmente di tutti, verso tutti i cittadini e gli ospiti di questa città, vedere tanti giovani è il messaggio più importante, quello che vogliamo dare, quello di cercare di educare i giovani ai beni culturali. Certamente il centenario della morte di Verga, adesso è un anno che abbiamo tante manifestazioni, lo abbiamo veramente onorato
e omaggiato questo grande siciliano, questo grande letterato, e i giovani ho visto in ogni manifestazione che ha visto il protagonismo del teatro, delle letture, dell'università con la Fondazione Verga, del cinema, insomma Giovanni Verga visto in tutte le sue sfaccettature, e credo che ancora fino a dicembre e tutto l'anno ne avremo veramente tanto, e soprattutto la grande e bellissima importanza è questa sinergia tra gli enti che ha condotto e ha fatto sì che abbiamo avuto un anno veramente brillante nell'omaggio a questo grande letterato. Verga uomo, che poi è la rappresentazione del Verga cittadino di questa terra, uomo che è sempre riuscito a tratteggiare gli elementi caratterizzanti della Sicilia e della sicilianità all'interno di un contesto che è quello del Castellursino, che è un po' uno scrigno che custodisce non solo la sicilianità ma anche la civiltà, la cultura, quindi questa commistione fra quello che al castello viene conservato normalmente con le collezioni civiche e la mostra della quotidianità di Verga è il voler creare una simbiosi importante fra vari aspetti, e in questo caso celebrare il centenario verghiano nel migliore dei modi. Credo che sia stato fatto un grande lavoro di ricerca, un grande lavoro di esegesi della quotidianità del Verga, anche con degli elementi di vita vissuta che normalmente non troviamo e non troveremo nei libri che raccontano Verga, e questo è l'elemento di grande novità di questa mostra. Il documento che colpisce di più è sicuramente il testamento dello scrittore, che per la prima volta ci è stato messo a disposizione dall'archivio notarile. Ci sono poi una serie di documenti che si riferiscono alle onorificenze di Verga, soprattutto la nomina a senatore, quella a componente della Commissione per l'arte musicale e drammatica, ma ci sono anche tutta una serie di documenti che attestano la vita di Verga fino al suo trasferimento a Firenze. Quindi tutto quello che ci è stato raccontato da Federico De Roberto in modo molto sfumato e molto generico lo troviamo tangibilmente rappresentato nelle corrispondenze della madre e del padre, che ci riportano ovviamente a tutto un universo di usi, costumi, di consuetudini che è per molti versi inedito e ci offre un ritratto nuovo di Verga uomo e scrittore. In mostra anche il testo completo del contenzioso che ci fu con Mascagni su Cavalleria Rusticana. Sì, presso l'archivio sono stati ritrovati anche degli atti giudiziari relativi proprio al contenzioso che durò tantissimi anni con Mascagni, che portò a Verga un discreto introito con il quale ancora una volta immancabilmente si occupò della sua famiglia e dei problemi economici che assillavano la sua famiglia. Okay. 9 artisti italiani e stranieri raccontano Verga attraverso l'arte. In che modo? Allora, nel modo a loro più congeniale, quindi con la pittura, con la fotografia, con la scultura, con le installazioni. 9 artisti, come detto poc'anzi, nazionali e internazionali. Ci tenevo a invitare prevalentemente queste 2 bravissime artiste, una argentina e una iraniana, perché comunque hanno da sempre studiato e amato e amano ancora oggi tantissimo la nostra nazione, e quindi come non coinvolgere in un progetto di tale importanza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.